Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Rome 2 Total War. Quest'oggi continueremo la nostra campagna in single player. Come potete ben vedere siamo riusciti a conquistare il baluardo irlandese, ovvero la città di Eblana. C'è ancora qualche problemino a livello politico, ovviamente la popolazione è insoddisfatta del nuovo regime che si è appena imposto su questa cittadina, però adesso dobbiamo cercare di guardare avanti. Allora, innanzitutto, prima di gettare la nostra voglia di conquista nei riguardi della Normandia, appartenente per adesso ai Namneti, e ovviamente in seguito ci sposteremo verso il territorio del Belgio, ovviamente verso gli Scerusci. Dobbiamo adesso certamente rafforzare il nostro grande stato politico, intanto eliminando i bambini di Bruto, ovvero le ultime truppe irlandesi. Vediamo di scegliere uno dei nostri eserciti migliori con tutti i punti di movimento. Perfetto, andiamo. Benissimo, combatteremo nella foresta rada, è una battaglia già vinta, abbiamo circa 4000 uomini, sarebbe del tempo perso ovviamente combatterla proprio dal vivo. Potete vedere che abbiamo proprio la vittoria in tasca, quindi vediamo un po' di risolvere automaticamente la nostra battaglia in modalità protezione. Attenzione, un colpo dall'avversario, aia, mandato al tappeto, e uno degli eserciti più importanti degli avversari finalmente cade al tappeto. Ne rimangono ancora due, uno potrebbe darci particolari problemi, come per esempio questa imbarcazione un po' a largo del nostro mare Ibernicum. Come potete ben vedere potrebbe addirittura sbarcare e distruggere definitivamente la nostra città nel bel mezzo della Britannia, quindi certamente dobbiamo eliminarla. Allora, vediamo un po', mi sembra di avere ancora un esercito disponibile. Ecco i nostri guerrieri del guado, speriamo di avere ancora punti di movimento disponibili. Ottimo. Allora, vediamo di eliminare anche queste ultime unità, abbiamo circa 1500 uomini, non sarebbe una battaglia navale abbastanza equa, quindi cerchiamo di aggredire i nostri avversari per fargli fare una bella visita al signore del mare, ovvero Nettuno, che siederà nel suo trono in fondo agli abissi. Bella, vediamo un po' questo regalino per te, amico mio. Ok, abbiamo perso circa 100 uomini, però poteva andare peggio. Allora, intanto abbiamo ottenuto delle tradizioni militari molto importanti che ci serviranno per conquistare il nord dell'Europa. Quindi per esempio vediamo un po', ecco la tradizione militare, potrebbe essere molto utile. Eccola qui, combattenti formidabili, certi uomini sono guerrieri nati e infatti questo ci conferirà il 3% di danno in più delle nostre armi. Li affileremo e sicuramente li renderemo più letali nel combattimento. Per quanto riguarda il secondo tratto, rendiamo il nostro amico più abile a convertire le altre culture alla nostra, visto che andremo un po' a visitare i territori del bel mezzo dell'Europa, e rendiamolo guerriero, più 1 allo zelo, ovvero la capacità di convertire alla nostra cultura celtica tutti gli altri popoli. Abbiamo ancora dei punti di movimento, possiamo scagliarci contro i flagelli del mare per flagellarli e gettare questo caro e amato Ebellos, il corno d'oro avversario, nel bel mezzo del mare. Vediamo un po', attenzione, prendiamolo a colpi di remi. Ok, bene, è andata abbastanza bene, ovvero la campagna di conquista era già finita ragazzi, perché come potete vedere questi non è che erano veri e propri combattimenti difficili, perché il combattimento più complicato è stato proprio la conquista della città di Eblana. È una città che per adesso sta vivendo un periodo di grave crisi, come potete ben vedere dai dettagli. Abbiamo per adesso un ordine pubblico sotto la norma per i prossimi turni, dobbiamo rassicurare la nostra popolazione e sicuramente tenere a bada le prossime costruzioni. Non possiamo né costruire il ranch bovino, che ci darebbe ovviamente grande cibo, né migliorare la città in città barbarica, perché come potete vedere aumenteremo lo squallore e quindi diminuiremo l'ordine pubblico. Quindi per adesso vediamo di stare calmi, però una cosa la possiamo fare: abbiamo conquistato come dire, la seconda parte della nostra Caledonia e Tibernia, e quindi abbiamo la possibilità di emanare un nuovo editto che entrerà in vigore all'interno del prossimo turno. Allora, io avevo pensato all'editto di migrazione, vediamo di far migrare qualche bel volatile nella nostra bella regione, perché sicuramente ci aumenterà la nostra crescita nelle città e la possibilità di sbloccare i nostri nuovi slot fondamentali per la nostra crescita. Quindi per adesso vediamo di lanciarci sulla migrazione. Ecco qua, accogliamo i nuovi cari volatili dal nord della nostra Britannia, e adesso dobbiamo pensare alle nuove mire di conquista. Intanto abbiamo assegnato tutte le nostre capacità, vediamo di passare il turno e analizzare la mappa conquista per vedere un po' quello che faremo. Allora, terminiamo il nostro turno, per adesso le truppe lasciamole con questa tradizione militare passiva, vediamo di occuparcene più avanti. Allora, io direi ragazzi, per adesso di sistemare il nostro assetto ovviamente politico. Collocheremo un bel esercito nella nostra città irlandese per tenere un po' sotto chiave i ribelli e magari condurre i nostri due eserciti principali, che adesso hanno recuperato anche le forze dopo la battaglia, e attaccare direttamente il nord della Francia, ovvero la nostra Normandia, ed effettuare un bello sbarco. La popolazione intanto è motivata, i nostri cari ragazzoni sono sempre più felici e continuano a crescere. L'editto è stato emanato, il barbone si alza dalla tavola con il calice di vino ben pieno e festeggia per il nuovo editto. Allora, vi parlavo dei vincitori di Ubraco, un esercito davvero molto
molto importante che ci servirà soprattutto per la conquista del territorio ovviamente francese. Allora vediamo intanto di avanzare in mare aperto con questa con questo nostro grande esercito. Benissimo, vediamo di dirigerci proprio verso quella zona. Intanto con la nostra cara ragazzona, eccola qui, la nostra vergine di guerra che ci ha permesso di addestrare i nostri uomini, vediamo di condurla proprio in mare aperto per farla sbarcare nel territorio dei Namneti. Allora analizziamo un attimo la mappa conquista. Io direi allora di far scendere questa vergine di guerra proprio nel territorio dei Namneti, eccoli qua, e magari vedere un po' di conquistarli, però possiamo condurre due eserciti, appunto il nostro esercito principale con il generale Belenos, accompagnato dal nostro generale, eccolo qui da questa parte, Cassiccios. Vediamo di condurre due eserciti, quindi due flotte, e farli sbarcare da questa parte. Allora non sono sicuro se attaccare i Celtici e gli Scerusci contemporaneamente. Io direi intanto di graziarci un po' gli Scerusci e addirittura stringere una bella amicizia, perché tutto da soli ragazzi non possiamo fare, quindi magari una bella alleanza con loro ci coprirebbe le spalle da eventuali attacchi da parte degli avversari. Quindi iniziamo a lavorarceli adesso per capire più o meno quello che potremo fare nel bel mezzo della guerra. Diplomazia, sono ovviamente entrambi abbastanza neutrali con le nostre anzi i Namneti sono addirittura molto più amichevoli di noi, quindi potremmo, perché ovviamente condividono la nostra cultura, mentre gli Scerusci ovviamente hanno una cultura diversa. Io per adesso direi di provare con i nostri Scerusci per la loro posizione geografica. Vediamo un po'. Saluti amico mio, potremmo addirittura provare un accordo commerciale, vediamo un po', ci consente 263 monetine in più, però per adesso cerchiamo di stare calmi. Vediamo un po', patto di non aggressione, una possibilità moderata per incementare i rapporti, vediamo come va. Hanno accettato la nostra offerta e sicuramente questo potenzierà i nostri rapporti nei prossimi turni. Io direi intanto di aggraziarci i nostri cari amici conferendogli un bel transito militare, magari con pagamento, vediamo come sta andando, offrendo un pagamento, abbiamo abbastanza soldi, di 3800, perfetto, incementeremo i nostri rapporti, addirittura possiamo ottenere questa sorta di trattato proprio utile ai nostri scopi. Possiamo addirittura sbarcare in Belgio, nell'attuale Belgio, nella Germania minore, e tentare un aggiramento ai nostri Namneti. Allora 3800, abbiamo abbastanza soldi, comunque per incementare i rapporti dobbiamo anche spendere qualcosa. Vediamo intanto loro cosa sono, germanici, eccoli qua, relazioni, ok, noi invece apparteniamo alle tribù celtiche. Bene, vediamo di accettare la loro proposta, un gesto simbolico, loro ovviamente ci presentano un accordo commerciale. Io direi per adesso che potrebbe andare anche abbastanza bene, quindi accettiamo la loro offerta. In seguito a un nuovo accordo è stata aperta una rotta tra il tuo territorio e quello del tuo nuovo partner commerciale. Pattugliala con cura, perché i nemici cercheranno presto di attaccarla, danneggiando così l'economia. Maledizione, sicuramente venderemo i nostri metalli e la nostra pelle ai nostri cari amici del nord. Adesso potete vedere che la nostra relazione è migliorata, ci ritroviamo davvero in condizioni amichevoli, però noi vedremo un po' di ordinare anche la cristalleria, che sicuramente è famosa in questi territori del bel mezzo della Germania. Bene, per adesso può andare abbastanza bene, abbiamo già un accordo commerciale, ci ritroviamo in commercio con i nostri cari tedeschi, i nostri germanici, e potete vedere che la nostra nuova rotta è stata appena adesso aperta. Il nostro porto di Camdolion sarà legato certamente al porto nord della città, ovviamente alleato ovviamente degli Scerusci. Bene, allora con la nostra imbarcazione ci stiamo lanciando nel bel mezzo del nostro caro Oceanus Britannicus. Vediamo di portare avanti anche la nostra ultima imbarcazione. Come va l'ordine pubblico? Sta migliorando a vista d'occhio. Vediamo di portare per adesso il nostro esercito principale nel bel mezzo del mare. Prima affidiamogli una seconda tradizione militare, come per esempio forti nella difesa. Volevo rendere un esercito così abile in questa particolare tradizione, perché ci servirà nel momento in cui ci trincereremo in un accampamento, il quale sarà fondamentale per non perdere le posizioni in battaglia. Vedrete più avanti. Per quanto riguarda ovviamente la nostra abilità secondaria, ci basiamo ancora sullo zelo, perché i nostri cari ragazzoni hanno una cultura diversa dalla nostra. Allora vediamo intanto di scendere in mare aperto. Con il nostro vecchio esercito ci imposteremo una bella base militare in Irlanda per qualche turno, e magari lasceremo la nostra base, come abbiamo fatto appunto in Caledonia, per dirigerci verso il bel mezzo dell'Europa. Vediamo di prendere anche la nostra spia, il nostro caro spione attaccato alle chiappe, il nostro esploratore percursore del nostro grande Laticos. Ve lo ricordate ragazzi, la nostra grande spia che a 70 anni ci ha fatto conquistare tutta la Britannia, infondendo veleno appunto nelle vene degli avversari. E quindi allora intanto vediamo che c'è tutta questa dannata nebbia, c'è qua proprio il carro di Giove che attraversa i cieli, quindi non si vede proprio un accidente. Vediamo un po' da dove possiamo sbarcare. Intanto direi di esplorare questa zona. In 2 anni
domani riusciremo ad arrivare certamente. E passiamo adesso nuovamente il turno. Credo che abbiamo fatto quasi tutto. Bene, allora intanto stiamo per scoprire anche la torre di assedio, direttamente presa da Mordor, le stesse torri che utilizzavano gli orchi per assaltare il fosso di Helm. Questa volta le useremo nella maniera migliore e vedremo un po' di specializzarci sempre, ragazzi, nel campo militare, perché le armi sicuramente saranno fondamentali in questo combattimento contro i nostri, diciamo, francesi. Un intrigo politico. Allora, vediamo un po' che cosa è successo nella nostra capitale. Vediamo un po', c'è stata una sorta di promozione che dobbiamo assicurare a un nostro caro generale per evitare che la sua gravitas continui ad aumentare. La gravitas è l'importanza che i nostri cari ragazzoni hanno nella nostra civiltà, nella nostra cultura. Quindi il nostro caro generale Cassicios potrebbe essere un problema, quindi magari possiamo tenerlo a bada con delle particolari azioni, come per esempio assicurare una promozione, addirittura ucciderlo per evitare quindi questi problemi. Però ancora non siamo in condizioni tali da effettuare un'azione del genere. Quindi intanto inviamo la nostra cara Vergine di Guerra nel bel mezzo dell'Oceano Sibernicus, anzi dell'Oceano Pacificus. Vediamo cosa c'è qui intorno. Attenzione, eccoci qua. Allora, loro hanno addirittura una bella città sulla costa, eccola qui, proprio che si affaccia sul mare. Potremmo colpirli di dietro e addirittura davanti in due modi differenti. Vediamo di far avanzare intanto la nostra spia, il nostro caro ragazzone. Vediamo di portarlo proprio nelle retrovie dei nostri avversari. Eccoci qui, vediamo di analizzare adesso tutto il territorio, perché mi sembra che i Namneti non hanno un'unica regione come appunto è avvenuto in passato, bensì due. Cenabum, eccolo qui, e anche quest'altra. Sicuramente potrebbero anche avere una seconda regione qui in basso. Vediamo la loro importanza a livello diplomatico. Allora, i Namneti, eccoli qua, vediamo se ci dice qualcosa in più il menu. Allora, vediamo un po', la mappa strategica ci dice che appunto hanno solo due regioni, però io non vorrei azzardare su questo fatto, quindi vediamo di essere sicuri prima di iniziare un bell'attacco. Prendiamo i nostri vincitori di Ubrauco, portiamoli in avanti, seguiti ovviamente dal nostro volere di Andraste. Eccolo qua, mi sa che tra poco recupereranno tutte le loro forze, quindi possiamo condurli direttamente in avanti. Benissimo, magari ci fermeremo a Isca per vedere un po' di reclutare qualche unità in più. Bene, io direi adesso, ragazzi, che possiamo passare il turno. Intanto voglio essere sicuro all'interno della nostra città principale se possiamo effettuare qualche modifica. Allora, Morindum, la popolazione sta andando abbastanza bene, magari possiamo modificare un po' l'assetto agricolo. Vediamo se possiamo collocare i recinti del bestiame, ci conferiranno più cibo, ma anzi no, invece del cibo io ho più interesse a realizzare qualcosa inerente alla ricchezza, come per esempio una bella riserva ci conferirà il 10% in più alla ricchezza derivante dagli edifici per le attività agricole. Sicuramente è fondamentale perché ci servono fondi per combattere, abbiamo già abbastanza soldini, però è sempre meglio stare sicuri perché una guerra sicuramente ha bisogno di grandi quantità di finanze. Quindi intanto vediamo di avanzare con il nostro secondo esercito. Eccoli qua, pronti all'attacco, e proprio voglio sapere le unità che detengono i nemici all'interno dei propri confini. Quindi iniziamo una bella fase di esplorazione. Ci becchiamo, ragazzi, all'interno del prossimo turno. Bene, come potete ben vedere ci ritroviamo nel 212 a.C. Se non si riesce ad attraversare le mura di una fortezza bisogna scavalcarle con stile. Grande. Allora, la torre mobile è stata appena adesso scoperta, gli orchi ce l'hanno portata nella nostra Isca, la nostra città secondaria, e adesso dobbiamo scegliere certamente una nuova tecnologia. Allora, vediamo un po', nella nostra tecnologia d'assedio abbiamo scoperto finalmente la torre mobile, mentre le tecniche di torsione, che ovviamente è la prossima ricerca, ci conferiscono sicuramente la possibilità di costruire catapulte, magari trabucchi utili all'assedio. Però per adesso io direi di stare un attimo calmi con le nostre macchine d'assedio, visto che abbiamo scoperto la torre mobile. Allora, vediamo invece il totem della tribù. Ci conferisce abilità offensiva nel corpo a corpo e anche difensiva, e ci permette anche di costruire la nostra taverna dove far ubriacare i nostri soldati in modo tale da renderli più felici nel combattimento. Ovviamente con un bicchiere di vino in più nello stomaco si combatte molto più facilmente, e quindi vediamo di andare in avanti per quanto riguarda questa ricerca. Allora, vediamo invece cosa nascondono. Attenzione, i nostri cari avversari, i futuri avversari, mi sa che detengono un esercito di tutto rispetto. Vediamo di avanzare con la nostra Vergine di Guerra magari un pochino più a sud. Vediamo cosa nascondono qui intorno per stare un pochino sicuri. Voglio vedere intanto chi si nasconde tra questa foschia. Vediamo un po' cosa dice appunto la nostra icona. Non sono riuscito a leggere, maledizione. Vediamo un po', diamo un'occhiata, forse deve essere da questa parte. Questo è un territorio forse inerente ad altre popolazioni, però voglio essere prima sicuro. Con la nostra spia qua in alto vediamo se possiamo entrare immediatamente nel loro territorio. Attenzione, vediamo di spiare proprio nel bel mezzo del loro territorio montuoso. Vediamo di arrivare anche nei pressi della loro seconda provincia celtica per vedere un po' cosa nascondono qui vicino. Allora, vediamo un po', con questo esercito vediamo di andare in avanti, più che esercito con questa imbarcazione. Benissimo, per adesso stiamo andando abbastanza bene, la popolazione è incoraggiata
nel nord della nostra Britannia e sicuramente sono soddisfatti. Abbiamo incontrato una nuova fazione, ovvero i Pictoni, vediamo un po', eccoli qua, sicuramente questi non ci daranno problemi nel combattimento contro i nostri Namneti. Bene, gli autanti aumentano, sicuramente più morale per le nostre care e amate unità, vediamo cosa succede a Ebracum, vediamo se possiamo migliorare qualcosa qui all'interno della nostra città principale del nord. Mi sa che ci sono particolari problemi dovuti al fatto del mercante del commercio degli schiavi, però per qualche turno possiamo resistere, magari organizzeremo nuove forze qui nel nord. Qui come sta andando? La situazione sta diminuendo pian piano, quindi stiamo andando alla grande. Io direi per adesso di passare nuovamente il turno per vedere un po' quello che riusciremo a combinare proprio nel bel mezzo della nostra Francia. Per quanto riguarda ragazzi Formula 1 2013 vi voglio dare una piccola notizia. Sto effettuando ovviamente le prove libere all'interno del circuito di Sepang, quindi ci lanceremo all'interno della prossima avventura tra qualche giorno. Sto proprio realizzando l'assetto, sono molto vicino, quindi all'interno della prossima settimana sicuramente arriverà il Gran Premio all'interno di questo nuovo circuito, quindi incrociamo le dita. Bene, allora vediamo un po'. Innanzitutto la nostra cara ragazzona ci ha fatto luce su questa nuova popolazione, i Pictoni, perfetto, no? Lo sconfinamento può avere ripercussioni, perfetto, è proprio un'altra provincia. Quindi vediamo di andare qui vicino e capire cosa combinano i nostri avversari. Vediamo di metterci per adesso con il nostro caro ninja nei confronti dell'altra città avversaria. Vediamo un po', un vero e proprio spione attaccato alle chiappe, ed ecco qui i nostri avversari proprio non vanno come dire, non vanno molto leggeri, hanno davvero diversi eserciti che potrebbero davvero darci fastidio nei prossimi turni. Vediamo un po', addirittura hanno delle macchine d'assedio, scorpione celtico, sono uomini proprio di tutto rispetto, anche guerrieri celti, questi davvero ci daranno filo da torcere. Intanto con la nostra spia vediamo se possiamo vediamo un po', attivare il nostro servizio segreto per come dire, aumentare la possibilità di trovare agenti nemici e soprattutto di individuare eserciti nascosti, perché dobbiamo attaccare ovviamente con la sicurezza in mano. Allora vediamo di procedere proprio da questa parte con la nostra nuova spiona, eccola qui la nostra vergine di guerra. Allora abbiamo avuto una prospettiva abbastanza chiara della città nemica. Allora secondo le informazioni che ho avuto appena adesso, io direi ragazzi di conquistare la città di Namnetum proprio nel bel mezzo della costa, perché le forze nemiche non è che sono così tante, più o meno vediamo un po' a occhio e croce, questi tre eserciti messi assieme non fanno un esercito come il nostro, quindi sicuramente possiamo conquistarla. E dopo la conquista di questa città sicuramente i nostri amici del nord, eccoli qua, gli eserciti più come dire possenti, si scaglieranno alla conquista, alla riconquista della loro città, e in qualche modo possiamo cavarcela, perché con le difese sicuramente della nostra città ce la possiamo cavare abbastanza bene. Vi ricordo che per completare la regione abbiamo bisogno della città appartenente ai nostri cari, se non sbaglio, Pictoni, che come potete ben vedere hanno disponibile la città di vediamo un po' di Bibracte. Mamma mia che nome un po' da scioglilingua. Allora intanto attendiamo il nostro ultimo esercito qui nel nord, perfetto, eccolo che appunto si sta avvicinando al territorio principale. Benissimo, io direi ragazzi che questa tattica può essere davvero molto vantaggiosa. Intanto come vanno i nostri rapporti con gli Scerusci? Sono tornati nella neutralità, vediamo se possiamo fare qualcosa di differente, una bella alleanza difensiva. Per adesso abbiamo una probabilità bassa, quindi mi sa che non ci possiamo basare. Un transito militare per adesso ovviamente ancora non va, mentre un'alleanza militare, che cosa dite ragazzi, con un bel pagamento dietro, magari un bel assegno di circa, vediamo un po', 706.000 monetine e un pacco di banane. Vediamo un po' cosa dicono i nostri cari amiconi, una probabilità di successo bassa, però io tenterei lo stesso, può darsi che ci propongono una controfferta. Vediamo un po', tentiamo, hanno rifiutato la nostra offerta. Un uomo si giudica dai suoi amici, non è il momento per generare appunto un accordo simile a questo. Per adesso quindi rimaniamo in questi rapporti di amicizia che per adesso sono abbastanza buoni. Bene, allora vediamo di tornare alla nostra mappa tattica, di passare il turno e vedere un po' quello che accadrà all'interno del prossimo anno, il 210 a.C., che sicuramente sarà un anno molto incalzante.